e in particolar modo alle nuove generazioni la disabilità. La paura del diverso è abbastanza presente e poi da qui può partire anche un po' l'esclusione, l'emarginazione, stimolarli anche dalle scuole. Il progetto si è un po' evoluto, oltre ad andare a raccontare quella che poteva essere la diversità della disabilità, è diventato il modo per raccontare la diversità in genere, per cui è stato uno stimolo per andare a lavorare anche su tutti quegli episodi di bullismo legati al mondo della scuola. Una singola classe per volta viene coinvolta in un racconto animato di una storia, interpretato dagli utenti che afferiscono al centro diurno. Si fanno delle riflessioni, dei piccoli laboratori con i bambini delle scuole che sono venuti qui e poi assieme agli utenti stessi che hanno fatto la rappresentazione i bambini vengono coinvolti nei laboratori che quotidianamente ci sono all'interno del centro diurno, per cui realizzano anche un elaborato che poi porteranno con sé come ricordo dell'esperienza fatta. C'era un bambino seguito da un insegnante di sostegno che però non accettava questo tipo di sostegno, aveva delle difficoltà con i compagni perché si sentiva di essere in qualche modo particolare o comunque messo un po' da parte per le sue difficoltà, e durante l'attività fatta qui in centro diurno con i nostri utenti a un certo punto ha preso l'iniziativa ed ha esternato il fatto di essere un bambino con delle problematiche che ha bisogno di essere aiutato. Da quel momento in poi, come ci hanno poi ricordato gli insegnanti, anche in classe ha accettato di essere aiutato, di avere dei supporti. Questo ha innegabilmente un valore molto alto, soprattutto anche per gli utenti e per i bambini che vedono come comunque ognuno di noi ha una diversità che si porta appresso e non siamo giustamente tutti uguali e tutti con le stesse emozioni e le stesse reazioni. Vi lasciamo semplicemente con il ricordo di una tartarughina davvero, davvero speciale, che vi vuole ricordare che in ognuno di noi c'è una persona unica ed eccezionale. Grazie.